Siamo presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, una manifestazione cui tantissime radiotelevisioni siciliane sono presenti, ma anche tante televisioni e radio di tutta Italia, per rivendicare il nostro diritto a trasmettere in un etere libero. Da un altro anno purtroppo le nostre frequenze saranno cedute a Rai e a Mediaset per continuare a fare il nostro lavoro che da oltre 40 anni facciamo. Dobbiamo pagare un canone di affitto di oltre 5.000 euro al mese più IVA, 6.100 euro. Chiediamo che i ristori del Covid-19 non vadano più secondo l'articolo DPR 146, che ha destinato oltre 150 milioni di euro solo a 100 emittenti grosse e raccomandate. Chiediamo che la libera informazione, il pluralismo informativo continua a esistere come esiste dal 1980, quando con la legge Mammì diedero vita alle radiotelevisioni locali. Speriamo che la nostra protesta faccia breccia in questo mondo della politica e che possiamo continuare a trasmettere come lo abbiamo fatto, dando voce al territorio, alle istanze del territorio, e non spegnere la luce che in ogni casa c'è. Ma l'ultimo è l'inizio, noi non ci stanchiamo mai di ricominciamo per risorgere. Dobbiamo assolutamente rifare la storia di tutta la comunicazione italiana. Mani sporche ci sono, ecco perché abbiamo detto vogliamo le mani pulite. Cosa rivendicate, Diomede? Ma soprattutto posti di lavoro, sicurezza di frequenze, capacità trasmissiva, canali sicuri, per le radio, che è importante, una FM pulita, e la vogliamo fatta con la nuova tecnologia, che non solo il DAB, che non ci soddisfa perché purtroppo ci hanno dato poche frequenze, ma soprattutto perché oggi c'è una tecnologia cosiddetta isofrequenziale. Quindi questa dobbiamo adottare, che è più economica, più efficace, e si lavora con le stesse frequenze senza andare a impiegare altre risorse. Su questo chiediamo che la radio sia riconsiderata. E poi ci sono il sostegno, ci hanno tolto tutto, perché hanno cominciato, perché si sono sporcate le mani, perché hanno cominciato a toglierci le frequenze per darle ai telefonici la prima volta, poi la seconda volta oggigiorno ci hanno tolto la capacità trasmissiva, ci hanno tolto quel poco di sostegno all'editoria che ci spetta per legge, perché non ci regala niente nessuno, è previsto dalla legge, articolo 21 della Costituzione, che le emittenti radiofoniche, televisive, la carta stampata va sostenuta dallo Stato perché è un bene per la libertà e la democrazia di questo paese. Ci hanno tolto pure quello, quindi a questo punto ci siamo decisi a dire basta con le mani sporche e ricominciamo con le mani pulite. Presidente, parliamo del 146-17, questo famigerato articolo che ha visto 150 milioni di euro distribuiti a sole 100 emittenti, e l'emittenza ora per trasmettere dopo 40 anni di etere libero deve pagare 5.000 euro al mese, roba da criminali. Non sono 150 milioni, ma in 5 anni sono 450 milioni che hanno dato solamente ai soliti noti, cioè attraverso un regolamento pilotato. Quindi quando si hanno l'Amici da favorire, che si fa? Si fa un regolamento a misura, si dice, con il vestito si prendono le misure, si fa con i requisiti degli Amici. Questo hanno fatto. È una sporcheria, quindi si sono sporcate le mani, e per questo diciamo mani pulite. Quindi anche l'146 deve essere rivisto assolutamente fino alla morte, lotteremo per questo, perché l'146 sono soldi pubblici che vanno per il sostegno all'editoria di tutto il settore radio, televisione e carta stampata. Non lo dimentichiamo, noi siamo alleati di carta stampata, quindi bisognerà unirsi anche alle federazioni della carta stampata e fare una lotta unica per riformare l'146. Presidente, c'è il rischio che da un altro anno solo pochissime emittenti si potranno permettere il lusso di essere trasmesse dalle reti che finora sono state libere, acquisite e date a Mediaset e alla Rai. Certo, perché quelle che si può mettere in lusso sono quelle che hanno preso i soldi. A voi non hanno dato nulla, vi hanno indebolito, quindi vi hanno praticamente annullato dal mercato.
Quindi praticamente quando un'emittente non viene sostenuta, perché sappiamo che è l'emittente che fa informazione, che fa editoria, non l'emittente delle televendite, noi non siamo l'emittente delle televendite, mettetelo nella testa, signori del Mise, signori politici, noi siamo quelli che informiamo i nostri ascoltatori, che informiamo il territorio, siamo i portavoci della voce del territorio, ci dovete sostenere perché lo prevede la legge, senza la voce del territorio l'Italia muore, non c'è una democrazia che sia una democrazia giusta, equa, plurale per tutti, c'è una democrazia che è plurale per pochi, non per tutti.